Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo a Shanghai, 10° posto in griglia e possibilità però di fare bene in gara ragazzi, perché come per il Bahrain in gara ho un passo secondo me che posso puntare almeno almeno top 5, dai, vediamo la strategia. Attenzione, casino indescrivibile. Allora si parte col nuvoloso, poi pioggia leggera, poi pioggia battente, poi pioggia leggera, un casino. 50% me la godo, allora a sto punto se comincia subito a piovere, sì, partiamo con le super morbide e poi si decide in corsa. Mamma mia ragazzi, prevedo una gara ad alta tensione. Bene, bene, bene ragazzi, scusate se parlo tanto a Formula 1, ma ho troppo voglia di giocare, questo gioco è devastante. Andiamo ragazzi, il Gran Premio della Cina. Sarà una gara difficilissima, bisogna partire bene, poi capire le strategie. Si parte col nuvoloso, poi c'era la pioggia, poi pioggia battente, poi di nuovo nuvoloso, un casino. Vai ragazzi. Cerchiamo di partire bene. Leggera scodata. Ma buono, 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 ci siamo anche noi, ci siamo anche noi. Attenzione, porca puttana. Mamma mia che partenza quindiana. Arianto show comunque, complimenti ad Arianto. Mamma mia, sarà un GP per me ad alta tensione perché le previsioni sono sconvolgenti. E anche in Cina che era una gara sfavorevole una volta, adesso è già più favorevole. Mamma mia, beh, la Force India è inferiore a noi. La Force India si è qualificata bene, cazzo, terza e quarta. Ah sì, giusto ragazzi, perché ho fatto le qualifiche il giorno prima, ieri praticamente. E è venuta giù la pioggia, quindi secondo me certe scuderie sono partite già con la pioggia, hanno sbagliato la qualifica, perché è stata pioggia dopo circa 5 minuti dall'inizio delle qualifiche. È vero, è vero. Infatti ho fatto solo un tentativo praticamente. Perché... Buono, che partenza signori. Io direi andare di miscela standard però. Non la voglio rischiare adesso, teniamocela per l'ultima parte. Tipo Bahrain. Cazzo, dobbiamo sfruttare l'occasione, abbiamo le Force India. Eh sì, perché è stata praticamente dopo 5 minuti. Alonso in testa. Sì, sì, cazzo, adesso mi ricordo perché ho fatto le qualifiche prima, poi però il giorno dopo la gara. Praticamente le qualifiche sono state così. Dopo 5 minuti è iniziato a piovere, io sono partito subito perché ho visto le previsioni, ma certi no. E quindi praticamente anche i big se l'hanno preso in quel posto. Comunque Alonso è secondo adesso. Dai cazzo, dai cazzo. Abbiamo solo la Mercedes, mamma mia che partenza sublime. Buono come, buono, buono, buono. Se l'ingegnere ci dà qualche delucidazione su quando comincia a piovere magari. No! Brutto errore questo, brutto, brutto errore, ma... Cioè c'è Perez dietro ragazzi, c'è una Force India. Dobbiamo sfruttare questa fortuna. No, per il momento non vado a cambiare strategie per il momento. Non mi conviene, se arriva la pioggia. Che poi non è neanche... Attenzione, qua subito la Force India, sì, eccoli qua. Subito la merdaccia di Perez. Dove cazzo è a lato? Ok, perfetto. Se ne stanno andando i primi normalmente, chiaramente. Attenzione, che è successo? Boh. Adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Ok. Per il momento comunque non arriva la pioggia, quindi in ritardo, perché non è per forza detto poi, Qualcuno è già ai box comunque.
Qualcuno è già ai box. In realtà vedo sprazzi di sereno. Pazzesco, vediamo. Ho sbagliato un po'. È che della McLaren non sto prendendo molto perché è uguale a me come prestazioni, quindi. Che la McLaren è forte, ragazzi, eh. Bene, bene, ottima scelta. Dopo l'anno in Renault sono 2 anni in McLaren, salvo la chiamata della scuderia di Maranello. Già! No, cazzo, però. Ho sbagliato. Vediamo gli altri cosa combinano. Se no sto dentro anch'io, Vediamo cosa fa la Mercedes. La Mercedes rimane. Rimango anch'io. Ma qua vado un po' lungo. Ragazzi, inizia a piovere. Ragazzi, inizia a piovere. Inizia a piovere. E devo andare ai box. No! Non ti do le super soft. Ma non ci credo, no. Intermedia, la rischio. Mamma, cosa ho rischiato, fioi. Provo l'intermedia, la rischio, fioi. La rischio, madonna, cosa. Stavo andando a sbattere come Hamilton, fioi. Nel 2006. Provo la strategia dell'intermedia. Sarà durissima, speriamo. Dai, vediamo se il Cume l'ha azzeccata. Anche l'alettone si è un po' rotto, fioi. Vediamo se va, vediamo se va. Devo pregare veramente di azzeccare la sosta, la strategia. Arriva il sorpasso, ma sono tesissimo, ragazzi, perché con l'intermedio sarà dura. Entro 10 minuti. Deve arrivare prima. Qua sta già piovendo più forte qua, attenzione, ragazzi. Qua piove già più forte. Qua non la tengo, qua non la tengo. DRS è disabilitato intanto, quindi vuol dire che la pioggia c'è. Il Cume forse l'ha azzeccata, speriamo. Speriamo, ragazzi. Relax, come relax. Sono tesissimo, ragazzi. Questa gara può essere la gara della vita. Possiamo vincerla, secondo me, se giochiamo bene. Perché ha veramente tanto casino sta gara. Dopo andranno anche le full wet, quasi sicuramente, a mio parere. Ma intanto facciamo una strategia in meno, una sosta in meno. Stiamo calmi. Vai, ragazzi. Ok, sì, vanno lentissimi gli altri. Vanno lentissimi. E vado di grassa adesso. Sì, ragazzi. Tutti vanno lentissimi. Tutti vanno lentissimi. Palmer è fuori, incidenti per tutti. Sì, ragazzi. Il Cume l'ha azzeccata. Ericsson non va, è un pazzo Ericsson rimane. Sta diluviando adesso, attenzione, mamma mia, Palmer è in mezzo alla pista. La safety car non entra. Incredibile. Alonso mantiene incredibilmente, però la puttana troia, maledetto Alonso e Rosberg hanno mantenuto, perché anche loro non sono andati ai box, le merdacce. Qua vado lungo, ma adesso con la pioggia posso vincere, fioi. Mamma mia, diluvio universale, signori. Palmer è ancora fermo e non c'era safety car, incredibile. I commissari cinesi sono pazzi, signori. I commissari cinesi sono proprio pazzi. Questa è la Cina, signori. Dov'è tutto tarocco e anche la safety car è tarocca.
Scusate. Anche Alonso chiaramente non sono andati ai box neanche loro. Qualcuno ha fatto 2 soste, qualcuno ha sbagliato, ma altri no purtroppo. Però siamo primi ragazzi, con la pioggia comanda il cume. Direi che queste gomme vanno ancora bene. Molto bene Rosberg. Però attenzione, in realtà Hamilton alle medie. Ecco il perché va lentissimo. E si gode signori. Qua piove tanto, però qua piove tanto. Vediamo il carburante. 0,61. Comincia a piovere tanto, Fioi, non tengo la macchina. La riserva si sta esaurendo, presto dovrai ridurre i giri del Mettiamo già le full wet in preparazione perché Fioi... adesso rischio Alonso davanti. Non la tengo, Fioi, non la tengo. No! Mamma mia, sono nervosissimo, Fioi. No, ripara danno, no, però. Non serve. Madonna, sono... Fioi, scusate, momento di panico. Ritorniamo qua, Alonso. Madonna, le Mercedes hanno sbagliato. E sono 8 secondi dietro da Bottas. Mamma, che gara. Sotto il diluvio. Dobbiamo sfruttarla questa occasione. Ci saranno tante soste a mio parere. Bravo Kume, bravissimo. Mamma mia, che gara. Qua vado lungo. In certi punti veramente piove tanto, ragazzi, Ma che culo che Hamilton ha messo le medie. Errore inclamoroso di Hamilton. Alonso c'è però, Alfonsino c'è. Alfonsino c'è, devo dare l'interno purtroppo. Qua vado largo, qua il cume va largo. Ed Hamilton ci sorpassa, Fioi. Messo io l'interno. Mamma mia, mi riprendo la posizione. Me la sono ripresa, grande cume. compagno è 1,4 secondi. Buon vantaggio comunque, Con la pioggia un passo gara superiore al mio compagno. Quella è la mia fortuna ancora. Proviamo le full wet, speriamo di non sbagliare. Questo è il consiglio del mio ingegnere. Vai. Prima a mettere le intermedie e prima a mettere le full wet. Speriamo bene. No, non è vero. Non sarà l'ultima. E adesso vediamo con le full wet. Diluvia, ragazzi, ho fatto benissimo a metterle. Ho fatto benissimo a metterle. C'è un diluvio devastante in Cina. Gli avversari con gomme intermedie fanno segnare tempi migliori. Sosta ai box per il cambio. Come? Oh. No. Vedrai come crollano anche loro adesso. Vedrai come crollano. Ingegnere, stai calmo. Fidati di me. Speriamo bene, Fiori. Mi sto un po' cagando. Tutti vanno nei box. Tutti vanno nei box, per fortuna. Ma Bianco, meno male. Tutti con le wet, tutti con le full wet. Ottimo. Ci voleva proprio.
Torniamo in testa, strategia super azzeccata finora. Bravo Kume. Hamilton ancora con l'intermedia, è un pazzo Hamilton. Hamilton sta buttando via la gara 2 volte. E mi dà... non la tengo più tanto neanch'io però, Hamilton mi sta rallentando anche gli altri, mi sta andando tutto alla grande comunque. Questo è molto molto buono. Sto avendo occasione di dopo la vittoria di Spa si può vincere anche a Shanghai. Il temporale passerà fra circa 5 minuti, poi resterà solo una pioggia leggera. Ok. Quindi dopo si ritornerà con le intermedie, fioi. Forse Hamilton punta a quello, signori. Forse Gigi punta a quello. Speriamo di no, altrimenti so cazzo. Se riesce a tenere con le intermedie e dopo andare avanti, è un figo. Ragazzi, devo andare ai box al prossimo giro, però loro hanno già messo le intermedie da 1 giro e mezzo. Speriamo di non perdere tanto. Però almeno così ritardo un po', però poi no, perché dopo praticamente le intermedie durano per 10 giri, ma speriamo, comunque va bene dai. Ho un buon vantaggio, tutti sono già andati ai box, vediamo quindi quant'è il vantaggio del Kume. C'è un po' di confusione adesso ragazzi. 43 secondi, ok. Non siamo messi proprio male. Però vediamo anche, adesso vediamo se perdo, perché se non perdo io vado avanti con queste per poi non rischiare di dover fare un altro cambio. C'è un po' di confusione adesso ragazzi, speriamo di fare le cose giuste. Un'occasione d'oro. Detto io non la tengo più perché cioè, siamo sempre a 43 secondi fioi. Quanto siamo a 45%, cazzo. Posso assolutamente tenere ancora. Il Kume va avanti con le folluette. Voglio massacrarli, cazzo. Tutti hanno l'intermedia. Io sono ancora di folluette e vado avanti. Mamma mia, qua ho rischiato però, Vediamo quanto perdo. Cazzo, siamo già a 39, ho perso 5 secondi. Dai. Speriamo non mi costi... Cioè, io più che altro sta cosa l'ho fatta per poi avere le gomme più... come si dice? Più fresche per la parte finale, visto che comunque penso che si rimarrà con le intermedie, ecco, perché sennò è chiaro che... Se comunque si farà un'altra sosta sono cazzi per me. Però teoricamente qua beh dai no perfetto, dai, adesso riguadagno qua ancora qualcosa. Adesso però sosta sicura Stai perdendo 2 secondi a giro sulla vettura che ti segue, ripeto 2 secondi. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Ok, adesso devo andare per forza. Mamma mia. Non la tengo più. Non la tengo più, fioi, non la tengo più. Però il vantaggio è ancora buono. Ok, ho perso ancora, ma vabbè. Sicuramente posso tenere le intermedie a mio parere per... Cioè, l'ultima sosta, questa salvo che non arriva un sole pieno, ma era previsto un nuvoloso, quindi secondo me questa è la scelta giusta. Speriamo, fioi, speriamo. Di certo in queste condizioni il Kume dà il meglio, c'è poco da fare. Comunque la fortuna di avere dietro non le Mercedes o Ferrari, che comunque, in verità è vero che le Ferrari sono diminuite di prestazione, però sempre le Ferrari sono...
Box, box, box. Mamma mia, qua stavo andando dritto. Ok. Soste box per il veneziano. Non ha solo un ritiro. Joylon, Palmer. E adesso vediamo. Tanto c'è solo Bottas che può darmi problemi. Ricciardo è tanto indietro. Buono, grandissimi ragazzi. Possiamo andare a vincerla, signori, tranquillamente. Che sono le classiche gare pazze del Cuba. Se chiaramente bisogna pregare che non ci sia la safety car. Se arriva la safety car sono cazzi, chiaramente, Io ve lo dico. Preghiamo tutti insieme per non avere la safety car. Il Kuma ha fatto... No, non dirmi questo, Dio Cristo, no, questo no però. Per carità, tutti dovevano andare ai box, però... Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Mamma mia che gara, fino all'ultimo non è finita. Certo non deve arrivare proprio per niente la safety car, se arriva anche l'asciutto. Proprio non deve arrivare. Speriamo bene, Fioi, speriamo bene. Ragazzi, siamo in grosse difficoltà. Devo mettere le soft. Però io provo le super soft, ragazzi. Ha messo le medie Vettel e le soft Bottas. Perché Vettel è entrato prima e Vettel ha fatto una bella strategia, Però io provo le super soft, chiaramente. Io la rischio, non me ne fotto un cazzo. Però... adesso è veramente un casino. Gli ultimi 4 giri saranno da urlo. È incredibile, la pista si è asciugata velocemente. Mamma mia, vado malissimo adesso. Cosa, ho superato i limiti, oh. Piano, piano, mamma quante soste. Buono. Chiaramente non c'è più l'obbligo di cambio della mescola perché con la pioggia è così. Adesso vediamo, un buon vantaggio su Bottas. Stanno anche massacrando Bottas e Vettel, sono anche le gomme più veloci. Dovrei farcela comunque. Yes! Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. No, non è vero. Non è vero. E adesso, Fioi, andiamo a vincere, cazzo. Andiamo a vincere la gara. In realtà Bottas è vicinissimo, cazzo. Però io ho le super soft. Devo sfruttare questo, devo sfruttare. Speriamo tengano. L'unico rischio è quello, forse potevano rischiare, tanto ero comunque davanti, vabbè. Il Kuma è pazzo, lo sapete. Il Kuma è il Decresi, signori, il Kuma è il Decresi. Almeno 4 giri deve resistere sta cazzo di gomma, però. Già al 10% siamo. Oddio, cosa sto combinando? Se perdo la gara così, veramente mi ritiro. Vorrei giocare a Giulia, che passione. No, Kume, no, Kume, no. Sono un po' nervoso. Non guardiamo niente, non voglio neanche guardare. Però con le stesse gomme mi supera Bottas. Cioè, la monoposto è più veloce, anche Vettel. Magari da Vettel alle medie, però una Ferrari. Mi sta prendendo con le super soft, non ho alternative. Cioè, non potevo usare le soft. Mi riprendeva subito. Lo sperare, c'è un'usura devastante.
Calma Kuma, sono nervoso. Sempre primo, mi sta prendendo. Ma puttana, non poteva rimanere bagnato, no? Fanculissimo. Che gara, signori, una delle gare più belle della storia, però, No, vabbè, ha piovuto tipo 10 anni, va bene. Dai, sto tenendo il secondo, Fioi. Dai, solo che manca ancora un'eternità, Fioi. Se devo stare con la miscela standard, se no distruggo il motore. E lo rimetto tra 2 giri. No! Stanno arrivando, però stanno arrivando. E ho le super soft. Se mettevo le soft mi aveva già preso. Quindi va bene così. Il mio l'ho fatto. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela Trim, puoi permetterti di bruciare. Di bruciarne un po' se serve. Dopo, puttana, dopo. Dai comandino, dai, tien duro. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, guadagna 5 decimi a giro. Sì, e ho le gomme migliori. Che bello, che soddisfazione. Non potevo assolutamente mettere le soft. Mi prendeva subito, almeno così ho una speranza in più. Almeno così ho una chance in più. Solo che mi sto cagando addosso, ragazzi. Dai, portiamola a casa. Lo sapevo che con l'asciutto che era tutta un'altra gara. Ho sfruttato la pioggia alla grande. Ho tutti i più secondi possibili guadagnato. Ma adesso sono cazzi, signori. Mo, so cazzi. Ok, se infatti metto la grassa per gli ultimi 2. Metto la grassa per gli ultimi 2, guardatelo Bottas che sta arrivando. Ho la chance della vita di vincere in Cina. Sono qua però. Pensa con le soft, ero già quinto, ero già quarto sicuro, fuori dal podio, mentre così ho ancora la minima chance. Ho ancora la minima. Miscela grassa, adesso mai più, signori. 2 laps remaining. In inglese puro, un come stoico, devastante. Sta tentando di vincere una gara pazzesca. Solo che sarà veramente un'impresa titanica. Non voglio neanche... L'usura la guardiamo solo all'ultimo giro. Adesso dobbiamo solo pensare a portare a casa sta vittoria storica, la seconda della carriera dopo Spa. La prima è McLaren, Fioi, la prima è McLaren. E comunque porto a casa Sainz fuori. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. Pensa quanto sarebbe stata bella al 100%, però al 100% è veramente improponibile, ragazzi. Ritiro anche per Carlos Sainz Jr. Qua stiamo girando alla grande adesso, Ho guadagnato 4 decimi. Questo è il mio punto, signori, questo è il mio punto. Buono. Per fortuna che ho le soft. Se mettevo le super soft, se andavo a mettere le soft erano cazzi, signori. Erano cazzi molto amari. Dai Kuma, regalaci il The Dream. Regalaci il The Dream. No, codo un po' lungo, rallento tanto qua. Sei all'ultimo giro. Ho fatto il mio personal. ...62% signori. E adesso vediamo nell'ultimo giro se il Kuma riesce a fare l'impresa.
Dai Recume, regalaci il The Dream. Regalaci il The Dream. 3 decimi solo di vantaggio. Adesso si entra in difficoltà nel tenerla. C'è Bottas dietro di me. Ok. Mamma mia, lo sento, lo sento, lo sento. Adesso Bottas proverà chiaramente a superarmi. E ce la fa. Cazzo, tiene l'interno il porco, adesso anche Vettel, non ci credo. Attenzione, ci prova, dai Cube. Il Cube la stringe bene, il Cube la stringe bene. Il Cube la stretta bene. Ultima curva, ultima chicane. Ed è vittoria. Ed è vittoria per il Cube. Yes. La gara della vita, signori. Cosa ho fatto, signori? Cosa ho fatto? Yes, ed Eric Boulier è contento. Oh yes, godiamoci la cerimonia. Yes! Seconda vittoria nella carriera. Dopo Spa. Bravo Kume. Oh yes, vittoria nel Gran Premio di Cina. Champagne! Grande Kume. Vediamo la classifica, siamo al comando, fioi. Vabbè, è una cosa che durerà solo per sta gara. Ma godiamoci il comando per una volta. Bellissimo, secondi nella costruttori. Veramente un grandissimo Kume, che sfruttiamo anche gli errori nelle soste degli avversari. Ma comunque la vittoria è nostra. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano in testa alla classifica per a livello miracoloso. Non so che vi parlare, fiori. Ciao!